puntata di Auto da Fè qui su Radio Libertà. Ho il piacere di riavere con noi, perché ci siamo visti in un'occasione particolare che era quella delle ultime elezioni regionali, ma ho il piacere di riavere con noi per tutt'altra questione, perché in questa rubrica cerchiamo di ampliare un pochino gli orizzonti rispetto alla stretta cronaca. Marco Mastacchi, che poi presenteremo a dovere, che intanto saluto e che ringrazio per essere di nuovo qui con noi. Buonasera, grazie Ciao di questa. Marco. Ciao, buona serata a tutti. Allora, Marco Mastacchi nasce il 20 aprile del 1962 a Monzuno, un comune collinare italiano di circa 6.400 abitanti, per la precisione un comune della città metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna, uno dei comuni della Unione dell'Appennino Bolognese. Imprenditore, poi consulente tecnico-commerciale, consigliere di amministrazione nel corso della sua vita di 2 banche di credito cooperativo locale, territoriale, presidente di una cooperativa agricola, dal 94 al 2009 consigliere comunale a Monzuno, dal 2009 al 2019 sindaco del paese di Monzuno, dal 14 al 19 è stato anche presidente del distretto sociosanitario dell'Appennino Bolognese, poi consigliere comunale a Sasso Marconi, infine consigliere regionale rieletto quest'anno. Ha ottenuto, correggimi se sbaglio Marco, 2428 preferenze ed è risultato il più votato della sua lista, la lista che supportava Elena Ugolini, candidato presidente della lista di Rete Civica, e l'unico a superare i 1000 consensi in quella lista. Da tanti anni impegnato nel volontariato, oggi, se non sbaglio, presidente di una realtà storica tra le più radicate in tema di volontariato nel territorio bolognese, cioè l'Opera di Padre Marella. Tutto corretto, Marco? Perfetto, sei stato ineccepibile, come Però abbiamo sempre. dimenticato la cosa più importante, autore di un libro del quale parleremo oggi, Non volevo fare il sindaco, il viaggio che ha cambiato la mia vita. 10 anni in Appennino con la fascia tricolore, pubblicato da Bookness. Lo trovate ovunque su tutte le piattaforme, da Amazon a IBS a tutte le altre, e nelle librerie. Intanto Marco, mi piace iniziare questa conversazione. Ho fatto un breve assunto biografico perché lì dentro c'è anche molto di quello che poi troveremo nel tuo libro, raccontato naturalmente con molta più partecipazione e devo dire da lettore con una capacità di rendere benissimo il senso del tuo lavoro in politica, perché questo è un libro dedicato alla politica, secondo me, ed è un libro che è anche un'ode a un certo modo di fare politica, un elogio della politica intesa in un certo modo. Cercheremo di capirlo insieme in quale modo. Tra l'altro ci aiuta a questo, salto subito alla fine, perché c'è una bellissima postfazione scritta per il tuo libro da Carlo Monaco, docente di filosofia e storia sia nei licei che nell'università. Ha scritto diverse opere didattiche e divulgative, ha fatto anche l'amministratore pubblico come te, è stato assessore all'urbanistica e alla casa nel comune di Bologna con il sindaco Guazzaloca e poi consigliere regionale. Scrive questo di te, io te lo leggo brevemente e poi ti faccio una prima domanda. Di te scrive che sei addirittura un perfetto modello, dopo aver letto il libro come me, con gusto, un perfetto modello antropologico, una sorta di ideal tipo weberiano. Max Weber era il sociologo che ha dedicato splendide pagine alla politica, no? Alla politica come professione, era il titolo di un suo bellissimo libro, è rimasto un classico della letteratura politologica. Quindi tu sei una sorta di ideal tipo weberiano. Quale ideal tipo e che tipo di persona? Un tipo di uomo, scrive Monaco, per così dire tradizionale, una persona solida, perciò prima di tutto radicata in un territorio preciso. Separare Marco da quei luoghi, scrive Carlo Monaco, è come immaginare Cesare Pavese senza le langhe. E qui sovviene una citazione di un bellissimo libro di Pavese, La Luna e i falò, dove Pavese scrive una frase diventata famosa, un brano diventato famoso. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ti ci ritrovi, Marco? Assolutamente sì, è assolutamente vero quello che ha scritto Carlo Monaco ed è altrettanto vera l'analisi che hai fatto tu. E devo dire che in questa tua analisi di paese si può ricercare anche il paese nelle dimensioni più grandi, perché poi la mia successiva esperienza in regione
mi ha dato la possibilità di scoprire che ci sono dei paesi anche nella regione, ci sono dei paesi anche all'interno delle comunità più grandi come le città, come Bologna, come Ravenna, come Ferrara, come tante altre città. Si tratta solo di avere una modalità di Mh. approccio e di vicinanza alle persone, stile paese, non stile Ecco, città, non stile comunità tra l'altro larga. Monaco scrive: "Anch'io so stato consigliere regionale, no, e ho provato proprio a cercare di rendere concreta questa idea di considerare anche la regione come una comunità, insomma come un paese ma più allargata. Impresa difficile ma non impossibile", scrive Monaco, "un'impresa che ci consentirebbe di restituire alla dimensione della regione la scala per cui era nata, cioè un corpo intermedio capace di sviluppare un rapporto diretto con i cittadini e con gli amministratori locali sul territorio, evitando che la regione diventi una copia conforme dei palazzi romani. Questo ha molto a che fare col tuo libro, ma anche con la tua ultima esperienza. Appunto, sei al secondo mandato adesso di consigliere regionale. Esatto. È possibile secondo te, e poi parliamo del libro però, qui devio in parte sulla stretta attualità e sul tuo lavoro attuale, ma è possibile evitare che la regione diventi una copia conforme dei palazzi romani nel senso deteriore in questo caso? Sì. Allora io credo sia possibile, anche se è faticosissimo, perché se è più facile farlo in una comunità piccola, come è stata quella del mio paese di 6.400, 6.500 persone, dove con il tempo riesci più o meno a raggiungere quasi tutti, è molto più difficile il tentativo di riuscire a fare questo in una comunità molto ampia come quella di una regione come l'Emilia Romagna, che ha più di 4.500.000 di abitanti. Quindi il messaggio della differenza dell'approccio civico, rispetto all'approccio politico è davvero un messaggio che passa, ma però, è difficile da far raggiungere a tante persone. Però io credo che, come è successo, nella mia esperienza dei primi 14 anni di opposizione, quindi dal 94, 95 fino al 2009, che sono stati gli anni necessari per farmi conoscere a Monzuno e riuscire a vincere il comune, diventare il sindaco di quella comunità, dove c'era lo stesso problema in una dimensione più piccola, credo che sia possibile anche farlo in una regione. Chiaramente non con l'obiettivo così alto di riuscire a fare il presidente, ma quantomeno di riuscire a creare una struttura che possa essere di riferimento per chi non si riconosce nelle modalità partitiche. Quindi un punto di riferimento per quell'ampia fetta di popolazione che è disinteressata alla politica per i motivi che hai citato tu e che non va più a votare, che stavolta per l'Emilia Romagna è stata del 56%, quindi una fetta molto, molto ampia. Non ti sento più. Ecco, Sì, scusami, sì. scusami. Volevo sottolineare, proprio prendendo spunto da quello che hai appena detto, che all'interno del centrodestra che supportava la candidata Ugolini, la tua lista praticamente è arrivata allo stesso livello, complessivamente parlando, di partiti ben più consolidati come Forza Italia o la stessa Lega, no? Con l'eccezione di Fratelli d'Italia. Quindi diciamo è cresciuto mica poco questa rete civica, no? Esatto. Poi se la sezioniamo e la analizziamo solo sulla provincia di Bologna, dove io ero il Mm. candidato un po' trainante, diciamo, lì abbiamo avuto un risultato addirittura maggiore, perché dal 5% medio della regione a Bologna siamo passati a oltre il 7%. Senza parlare poi delle singole comunità dove c'era una presenza delle mie attività, dove lì abbiamo fatto delle percentuali da primo partito della coalizione, da primo partito in assoluto chiaramente. Per cui sì, è stata una grande soddisfazione vedere riconosciuto il lavoro, proprio il lavoro di dettaglio, di risposta alle persone. Io dico sempre: bisogna ascoltare le persone, che la politica non ascolta più, bisogna farsi carico dei problemi che la politica cioè che le persone ti trasferiscono, e poi anche avere la capacità di rispondere, anche quando non hai delle risposte sempre positive da dare. Quando si chiude questo cerchio, chiaramente, c'è un riconoscimento ed è una grande soddisfazione, chiaramente. Ecco Marco, se sei d'accordo io, mi sono segnato alcuni punti del tuo libro sui quali poi si sarebbe soffermata la nostra conversazione. Procederò un po' così, saltando da pagina a pagina del tuo libro e sottoponendoti alcuni flash che poi mi commenterai o, sui quali ti farò delle domande. La prima domanda che ti voglio fare è questa qui: come si fa ad amare un territorio
come tu dici di te stesso, in maniera passionale e al contempo poetica. Cosa vuol dire? Beh, quando si vive in una comunità come la mia, si diventa un tutt'uno, no, le persone diventano territorio, il territorio diventa persone e ci si amalgama, ci si riconosce nel quotidiano. Ed è chiaro che trovare la risposta alle problematiche del territorio, risolvere i problemi della persona diventa un po' uno stile di vita e un tutt'uno. La settimana scorsa ho avuto occasione di fare un incontro per festeggiare il mio risultato elettorale, è stato molto partecipato e lì ho rivissuto davvero quei momenti anche dell'amministrazione comunale da sindaco, quando facevo le assemblee per rappresentare i risultati, ma in alcuni casi anche le sconfitte della mia amministrazione, perché come ho detto prima bisogna metterci la faccia anche quando le risposte non sono positive. Sì, diventa davvero un'entità unica, le persone, l'ambiente, i problemi, le soddisfazioni, la cultura, che poi dopo credo che nel libro venga un pochino fuori anche quella che Sì. è la cultura politica, sia in chiave positiva che in chiave negativa. Quindi è una cosa che ti entra e che ti prende, almeno per chi come me vive questo aspetto in questa maniera. Senti, ma come si accende, anno 1995, il fuoco della politica, di questa passione per il territorio e per la gente? Ma sai lì, all'inizio è stato un po', non era proprio un fuoco, tu avrai letto che la Esatto. è stata quasi una E forzatura, si intitola proprio così come il titolo del libro, il primo esatto, capitolo di questa storia. esatto, Non volevo fare il sindaco, esatto. ma non volevi neanche fare il consigliere. Esatto, esatto. Ma lì sai è nata quasi per caso come ti dicevo, perché mosso un pochino da una sollecitazione di una persona alla quale volevo molto bene, che era un vecchio, segretario comunale, che in quel momento era il presidente della Cassa Rurale di paese, Mono Sportello, nella quale io ero consigliere di amministrazione. Mi mise un po' con le spalle al muro dicendomi che chi voleva bene al territorio e alle persone prima o poi doveva dare qualcosa anche alla comunità, e mi chiese di candidarmi consigliere comunale. Io devo essere sincero, lo feci più Mh. così senso di responsabilità e per gratificare questa sua richiesta, che non per una passione politica, che poi invece è arrivata col tempo, ed è arrivata proprio a seguito di Beh, poi queste provocazioni. ci ha pensato anche l'ex sindaca di Monzuno, Franca Berti, a darti una Esa spintarella, no? Esatto, esatto. Sì, con lei ci fu questo incontro particolare. Fra l'altro, guarda, proprio la settimana scorsa ho avuto occasione di rincontrarla dopo tanti anni, le ho regalato il libro e abbiamo ricordato quei tempi, perché fu proprio lei che, in un momento in cui io mai avrei pensato, paradossalmente, neanche di avere le caratteristiche per svolgere questo ruolo, fu proprio lei che, valutandomi, cioè, considera che lei era la sindaco alla quale io avevo fatto opposizione negli anni precedenti, per cui avevamo anche un rapporto così di Sì. contrapposizione, non eravamo proprio dello stesso schieramento. Quindi fu proprio lei che mi fece questa prima sollecitazione ulteriore, stimolandomi a mettermi in gioco. Poi, anche lì dalle prime così, dai miei primi pensieri nei quali pensavo di non avere caratteristiche, poi sono susseguite tutta una serie di eventi e di ulteriori sollecitazioni che mi hanno fatto decidere di provarci e di passare poi alla fase 2, Ecco, diciamo. Marco, buona parte del libro, direi circa un terzo, ho fatto i conti, poco più di un terzo del libro, ha a che fare con la storia e con la memoria, che nelle tue terre significa anche il periodo dell'occupazione nazifascista e della Resistenza, no, Infatti. tu ti candidasti a sindaco per la prima volta nel 2004. In tutto hai fatto 15 anni di opposizione, no, perché nel 2009 diventerai sindaco, lo sarai per 2 mandati, 2009-19. Però tu racconti molto bene che, già consigliere comunale, nel 2004 se non sbaglio, dopo esserti candidato sindaco senza riuscire a diventarlo subito nel 2004, a un certo punto il comune di Monzuno riceve la comunicazione dall'allora capo dello Stato Ciampi di essere stato insignito della medaglia d'oro al merito civile, appunto per gli eventi della seconda guerra mondiale, no?
l'amministrazione comunale organizza un viaggio a Roma per partecipare alla cerimonia di consegna e durante il ritorno da quel viaggio succede qualcosa che ti dà molto fastidio, perché tu vieni identificato come un fascista, giusto? Esatto. Ci vuoi brevemente raccontare che cosa ti si accende lì a quel punto? Io capisco, Eh, non voglio togliere il piacere a chi leggerà il libro di leggerselo, però è un episodio molto importante. C'è di sì, mezzo sì. anche tuo papà, no? Esatto, esatto. Questa è stata un po' la svolta perché, diciamo che io soffrivo molto il fatto di vivere in una comunità. Monzuno fa parte della comunità del Parco Storico di Montesole, dei 3 comuni che fanno parte del parco, appunto, Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, dove c'è stata la strage che è stata poi così, chiamata da allora a strage di Marzabotto, pur essendo di 3 comuni. Sì. E quindi lì non ci sono sfumature di grigio, o si è filo partigiani di sinistra estrema o si è per differenza fascisti. Quindi quando ci si candidava non nella lista che governava da anni e ci si poneva in alternativa, in automatico si veniva classificati come fascisti, e questa è stata sempre una cosa che mi ha dato molto fastidio Mh. e ho sempre digerita male, ho sempre cercato di contrastare, però nella discussione politica era veramente difficile parlare di queste cose. E in quella occasione, su questo pullman che viaggiava nella fase di ritorno da Roma, ricevetti questa provocazione e, praticamente fui così provocato e s Tu se scrivi che fu come una coltellata, esatto, una esatto, frase in esatto. particolare che ti rivolge un ex sindaco del tuo stesso Esatto, un paese, ex no, sindaco che e ti dice: praticamente "Guarda che qua c'è chi è stato dalla parte giusta e chi è stato dalla parte sbagliata, esatto, punto e basta, senza vie esatto, di mezzo, o nero o bianco, anzi o esatto. nero o rosso". O nero o rosso, esatto. E, io per così parlare di questa cosa, citai mio padre che era stato prigioniero in campo di concentramento per quasi 2 anni e dissi semplicemente che non sapevo mio padre se avesse potuto scegliere cosa avrebbe scelto di fare, se fosse stato partigiano o se fosse andato nella Repubblica di Salò, cosa che poi con gli studi successivi ho scoperto che aveva scelto e come, perché la possibilità gli era stata data quando furono fatti prigionieri di schierarsi con l'esercito tedesco oppure Di Salò. esatto. Quindi il fatto che lui sia stato internato è stato chiaramente una certificazione che la scelta l'aveva fatta. Sicuramente non aveva potuto scegliere di andare nei partigiani, quindi questa cosa Certo. io la dissi questo fatto che mi fosse ribadito questo passaggio della parte giusta e della parte sbagliata, è stato un po' come un'accusa di fascismo a mio padre, oltre che a me. Allora io ero in vita e potevo difendermi da solo, lui invece non poteva difendersi. Ed è stata proprio una cosa che mi è rimasta dentro, che poi inconsapevolmente, credo, perché lì per lì mi ha dato fastidio, ma non è stata presa lì la decisione poi di continuare in questa avventura. Mentre poi successivamente mi sono reso conto che tutti i passi successivi, tutte le decisioni successive sono stati presi in conseguenza un po' a questa provocazione. Cioè dovevo comunque, lavorare per far emergere delle verità che se io avessi abbandonato quell'attività non sarebbero mai emerse. Ecco, e in Poi questo percorso di formazione, se possiamo definirla così, no, ha un ruolo tuo papà, ma ha un ruolo anche suo cugino, no, esatto, esatto, Gino Mastacchi, che è esatto. un'altra figura che emerge nel libro, una figura straordinaria, viene da dire. Cer Sono di quelle figure straordinarie che però, ci sono state a vicine. Mi viene da dire, sono figure straordinarie, ma non nel senso mitologico che, spesso hanno le figure storiche, appunto, che si definiscono straordinarie. Queste erano persone comuni, persone che hanno vissuto nel loro paese, paesetto, anche a volte, nella comunità di cui facevano parte, che magari, come nel caso di tuo papà e di suo cugino, Gino Mastacchi, hanno fatto di tutto quasi per non raccontare niente, per non assumere un carattere mitologico o eroico. E però, diciamo, hanno incarnato perfettamente la stessa storia, diciamo, tragica di quegli anni, in maniera molto umanamente ricca, molto umanamente forte. Viene fuori dal tuo libro questa figura bellissima di Gino Mastacchi, no, che tu non sapevi nemmeno che fosse stato un partigiano. E poi c'è un avventuroso ritrovamento, molto avventuroso ritrovamento di un suo diario, dalla steppa all'Appennino.
Ci vuoi parlare un po' di questa figura, oltre a quella di tuo papà? Sì, infatti Gino è stato un po' io la definisco la svolta, la chiusura del cerchio, perché le cose che ti succedono nella vita alle quali apparentemente non riesci a dare una spiegazione, ma poi quando le contestualizzi con tutto quello che ti è successo, capisci che veramente sono una svolta e ti chiudono un cerchio di dubbi, di valutazioni che stavi facendo e che non riuscivi a completare. Una domanda che mi sono sempre fatto è sempre stata quella del perché chi faceva parte di una parte politica sbandierava il proprio credo, eccetera, e poi c'erano invece molte persone che di quegli eventi non ne parlavano. E questo poteva anche far venire il dubbio di pensare che avessero qualcosa da nascondere o Come che tuo si papà sentiv e suo cugino Gino, no? esatto. Mh. Cosa che poi invece ho scoperto scoprendo la storia, scoprendo quello che ha scritto anche Gino, ma anche che hanno testimoniato molte altre persone proprio che ho incontrato durante quei 10 anni, che in realtà questo era un pudore necessario, che loro ritenevano necessario per far sì che l'odio finisse. Quindi da una parte si continuava ad alimentare l'odio di parte contro l'altra parte, mentre invece qualcuno aveva pensato che i propri figli, i propri nipoti, i giovani avrebbero dovuto tirare una riga rispetto al passato e poter vivere una vita senza rancori, senza voglia di vendette. E Gino, appunto, che io ho E tu scrivi conosciuto. una frase molto sintetica: "Tutti ci dicevano che Gino non parlava mai", come hai appena detto, del suo periodo di guerra e nemmeno di politica, però scriveva. Esatto, esatto. E anche qui per una serie di eventi fortuiti che descrivo nel libro, abbiamo questo ritrovamento che per me è illuminante. È illuminante perché Gino muore molto giovane, aveva mi pare 56 anni e non ne aveva mai parlato di questi eventi e troviamo questo scritto nel quale racconta il suo diario, che racconta la sua vita fino al giorno della strage e si interrompe bruscamente a quel giorno. Tra l'altro con un approccio che è stato quello degli storiografi e degli storici più illuminati, cioè un libro nel quale c'era una visione del movimento partigiano e di come la politica lo abbia anche in qualche maniera utilizzato e strumentalizzato, no. Diciamo Esatto, questa riflessione storiografica arriverà molto tardi e per la penna anche di storici che sono stati anche molto spesso bastonati dalla storiografia ufficiale o più ortodossa. Però questo per dire che, come dicevo prima, non occorre essere grandi nomi. A quel punto di riflessione c'erano arrivate anche tante persone, intelligenti e comuni, mi viene da dire. Comuni ma straordinarie come Gino. infatti. Infatti la paginetta che ho aggiunto nel mio libro inserendo la sua prefazione, che secondo me è di una puntualità straordinaria, anche considerando che è stata scritta prima del Eh sì. 1976, perché lui è morto nel 1976. Quindi leggendola oggi potrebbe anche essere vista in una chiave. Leggendola a quei tempi è di una lungimiranza e di una profondità straordinaria, dove va proprio ad analizzare questo aspetto delle valutazioni e dell'uso politico che è stata Eh fatta sì. di quella e questa è stata per me veramente la chiusura di un cerchio, come ho detto prima, che mi ha dato una visione d'insieme di tanti perché, di tante situazioni che prima non riuscivo a spiegarmi fino in fondo. E poi c'è un aspetto che tu hai già accennato prima, quello di tuo papà invece appunto che, muore quando tu hai solo 16 anni, no, Esatto, e anche lui parla molto poco della sua esperienza di internamento nel campo di concentramento in Germania per 700 lunghi giorni, fino a dopo il nostro 25 aprile del '45 è stato prigioniero tuo papà, no? esatto, 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 Cosa ti ha lasciato la sua esperienza? Senza dimenticare la figura straordinaria, tu la tratteggi in poche pagine, ma è bellissima, della tua mamma, no, la esatto, la vita dietro la linea gotica di tua mamma ad Algisa. esatto. Ecco, la cosa bella leggendo questo libro è che sono persone appunto che possono essere la mamma di Marco, la mamma di un'altra persona, cioè le nostre madri o le nostre nonne, a seconda della nostra età, ma hanno, diciamo così, una densità di intelligenza, di sensibilità, di umanità che tu riesci a rendere in maniera meravigliosa, devo dire, da lettore. Sì, persone straordinarie. Sì, e Sì, ma anche allora perché, come tu sottolinei, c'è molta gusto per la storia nel tuo libro, ma la storia è fatta dagli uomini, dalle persone, dalle esa individualità.
dalle sensibilità delle persone, ed emerge in maniera meravigliosa questo aspetto qua. Infatti Questa è la storia, no? Non è la storia con la esatto. S maiuscola. Sì, infatti, come dico anche nel libro, dico io mi immedesimo sempre in una famiglia contadina ucraina che ha i russi da una parte che sparano e gli ucraini dall'altra che sparano, e loro sono lì in mezzo e probabilmente Eh. sono molto fuori dai grandi giochi di potere, anche lì dalla parte giusta e dalla parte sbagliata, ma ci vivono dentro al Sì. problema e probabilmente si fa fatica a capire il loro stato d'animo. Cioè, oddio, si capisce, magari non proprio vivendolo come lo vivono loro, però credo che sia questa proprio la chiave di volta, che si guarda sempre alla guerra in un certo modo, ma non si guarda mai a chi la vive da dentro, come l'ha vissuta mia madre, appunto dietro o dentro la linea gotica, peggio ancora. E mio padre, che E con invece un bel coraggio anche nel fare sì, certe cose. ha fatto ha gestito alcune situazioni in una maniera davvero impressionante da un certo punto di vista, perché immedesimarsi oggi, fare quel tipo di azione per aiutare la propria famiglia, per fare la gestione del quotidiano in una situazione come quella, veramente è impressionante. E mio padre mi son sempre io vabbè, ero molto giovane appunto quando lui è mancato, per cui mi sono rimasti molti dubbi, mi sono chiesto se fosse sopravvissuto e io più adulto avessi fatto delle domande, se mi avesse risposto, però anche mia sorella che è più grande di me, 8 anni in più, mio fratello 4 anni in più, anche loro mi confermano che anche con loro non ne ha mai parlato. E questo suo modo di sdrammatizzare parlandone in chiave solo scherzosa, infatti ho questi ricordi di questi flash dove lui faceva un po' come Benigni nella Vita è bella, no, ne parlava in modo ironico e scherzoso, mi sono rimasti questi flash e nella vita mi son sempre chiesto il motivo. Poi le spiegazioni che mi sono dato al termine di tutta questa mia vita è quella che dicevo prima, cioè il fatto che abbia voluto proteggerci da odi o da trasferimenti di informazione che avrebbero potuto influenzare negativamente la nostra vita. E questo credo che sia un valore grandissimo, perché è facile vendere odio, è facile dire: "Quello è un fascista, è cattivo, quello è un comunista Già. partigiano che ha ucciso tuo nonno, tuo zio, o quel fascista che ha fatto la delazione", ne ho sentiti tanti di questi racconti. È credo che sia molto più responsabile e così, di livello alto, riuscire ad avere il pudore di non raccontare questi fatti per far sì che chi è giovane, non è ancora inquinato da queste cose, possa vivere una vita, più pura, con un'idea sua, magari basata solo sulla storia, senza essere Quasi, condizionato da questi eventi. quasi a indicare una strada più proficua, diciamo, Esatto, da percorrere. E tra l'altro ci sono altre figure bellissime, per rimanere alla parte storica, che è molto, importante nel tuo libro. Per esempio 2 inglesi, Philip Gord e Reginald Turner, e un loro nemico o ex nemico. Poi questa esatto. storia avrà tutta una evoluzione che li renderà poi amici a distanza di tempo e tramite Von Zuno, tramite il tuo paese, e l'ex nemico era un austriaco, Walter Brass. Anche qui Walter non Brass. voglio togliere il piacere della lettura. C'è anche un'altra figura di inglese, Desmond Burgess, che è bellissima, tratteggiata in maniera meravigliosa nel libro, però è il modo in cui, Marco, queste persone comuni, ma straordinarie, ci fanno capire meglio la storia, e magari senza moralismi, senza, diciamo, partigianerie, senza ideologie, ci fanno anche capire come superare determinati nodi tragici, terribili, perché in quegli anni là, della fine della seconda guerra mondiale, si svilupparono fatti terrificanti, fatti atroci. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario.
ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Marco, queste persone comuni ma straordinarie ci fanno capire meglio la storia e magari senza moralismi, senza diciamo partigianerie, senza ideologie, ci fanno anche capire come superare determinati nodi tragici, terribili, perché in quegli anni là della fine della seconda guerra mondiale si svilupparono fatti terrificanti, fatti atroci, no? Tu citavi prima l'eccidio di quelle zone, che è stato riassunto nel nome di Marzabotto, ma che ha toccato tutti i territori circostanti, Monzuno compresa, e quelli sono fatti storici tremendi, ma dentro ci sono le persone comuni e straordinarie come quelle che ho citato. Come quelle che ho citato, la storia di Walter Brass è stupenda. Io, senza voler togliere il piacere alla lettura, ti chiedo qualcosa su questo, no? Per farci capire, così, per invogliarci a scorrere le pagine del tuo libro, anche perché lo si fa con grande profitto. Sì, Walter Brass è stato un altro di quei passaggi straordinari che mi hanno aiutato ad avere una visione anche dell'essere umano, se vogliamo, perché anche lui ha vissuto la guerra senza conoscere quello che era successo in quei luoghi prima del suo arrivo, perché lui ha saputo della Lui strage. era un nostro nemico sostanzialmente. Era un nemico, era un giovane austriaco arruolato nelle truppe tedesche, che era stato portato lì a Montesole, messo dentro una trincea, poi si era costruito il suo bunker, che fra l'altro è raffigurato nel libro, ancora, pensate, ancora Sì. Attualmente, ancora come lo vedete nella foto, quindi dopo oltre 70 anni, quella foto ha più di 70 anni, è ancora abitabile, fra virgolette, per quanto possa essere abitabile un bunker. Quindi messo lì, vive tutti i bombardamenti, vive tutta questa situazione della guerra, poi sopravvive, viene fatto prigioniero, torna al suo paese, diventa sindaco del suo paese e in vecchiaia, diciamo, gli viene la voglia di ritornare in quei luoghi, conosce un nostro studioso, un appassionato di storia locale, Luca Morini, che ha una conoscenza di quegli eventi davvero profonda e straordinaria, il quale lo prende per mano e lo accompagna nella ricostruzione di quegli eventi. Gli fa ritrovare il bunker poi nel quale lui chiede che vengano poi disperse lì le sue ceneri dopo la sua morte, cosa che noi abbiamo fatto puntualmente. Con la moglie. Con la moglie, esatto, con la moglie. C'è anche una bella foto nel libro. Esatto. Ho cercato di prendere qualche immagine, perché le immagini parlano a volte molto meglio delle parole. E quindi questa è un'altra figura che racconta da un punto di vista completamente diverso rispetto al nostro, quindi non è di parte opposta, no? Perché lui era un nostro invasore, era uno dei soldati che per noi in quel momento rappresentavano il nemico, quello che aveva fatto la strage di Montesole. Lui ci racconta invece questo passaggio con un'umanità straordinaria e ci dà una chiave di lettura, appunto, che è quella delle persone, non è quella dei grandi potenti che determinano la sorte invece di chi va a combattere. E con lui è nata un'amicizia straordinaria, abbiamo fatto un gemellaggio anche dei nostri due comuni, abbiamo fatto delle attività assieme e da lì si è sviluppata anche questa ulteriore amicizia con i suoi ex nemici inglesi, canadesi, sudafricani, eccetera, e queste attività che hanno fatto capire veramente come la singola persona sia poi strumentalizzata dai potenti per le guerre. Non è mai il singolo che decide. E le ceneri di quello che era il nostro nemico sono lì, invece, a Montesole. Sono ritornate a Montesole, esatto. L'abbiamo accompagnato in questo suo ultimo viaggio vicino al suo bunker, assieme alla vedova, a Rosita, e abbiamo così soddisfatto un suo desiderio
cosa che abbiamo fatto fra l'altro con grande piacere, perché pensando a lui l'abbiamo fatto davvero col cuore. Ecco, e questa storia ci dice quello che tu scrivi, che è opportuno forse veramente ripensare completamente la storia della Resistenza. Intanto perché i partigiani non erano solo italiani, bianchi, uomini, ma c'erano 50 nazionalità diverse che hanno contribuito alla nostra liberazione, tu lo ricordi. Poi tante donne, brigate femminili e poi figure come questa di Walter. È più che mai opportuno ripensare la storia della Resistenza, così come è opportuno abbandonare gli steccati ideologici dai quali è partita questa vicenda che larga parte del tuo libro copre, no? E tra l'altro tu lo evidenzi molto bene che queste riflessioni storiche non sono qualcosa di collocato nel tempo, sono attuali, sono cose che vivono ancora oggi. Diciamo che la base Perché quell'idea della parte sbagliata poi alla fine è una dominante di tutte le azioni che uno fa. Lascia perdere la Resistenza, lascia perdere quegli anni là, ma quella mentalità lì è una mentalità che va perennemente sconfitta, no? Esatto, cambia il contesto, ma la modalità operativa rimane la stessa. Tu pensa che, è citato anche questo nel libro, noi abbiamo intitolato una piazzetta nella montagna di fronte a Montesole, che è proprio nel comune di Monzuno, che è Montevene, il punto più alto del nostro territorio, dove Don Dario Zanini, che è stato un grandissimo studioso degli eventi della guerra, anche lui molto avversato, perché cercando la verità, chiaramente chi non condivideva i suoi punti di vista lo ha descritto come un revisionista, eccetera. Nel 1956, mi pare, aveva fatto posare appunto su Monte Venere una croce che poi era stata abbandonata, eccetera, e che noi poi invece abbiamo recuperato e abbiamo ricominciato a celebrare, perché era una croce per tutti i caduti delle guerre, quindi non una questione di parte, ma per tutti. E sotto questa croce c'è una piazzetta in mezzo al bosco, in un posto molto, molto bello, in mezzo al verde, eccetera. Abbiamo intitolato questa piazzetta a un piccolo martire, che è Rolando Rivi, che era un seminarista reggiano, che fu ucciso a soli 14 anni dai partigiani, solo ed esclusivamente perché si rifiutò di togliersi la veste talare, quindi di spogliarsi della sua immagine, diciamo, di religioso. Quindi per dire quanto anche la parte giusta, diciamo, abbia commesso delle atrocità gravissime, perché uccidere un seminarista di 14 anni solo perché è vestito da religioso ha un significato che credo la dica lunga su quello che era in molti casi l'approccio. Poi, come descrive benissimo invece Gino nella sua prefazione, c'erano invece persone che erano lì ed erano animate davvero da motivazioni di libertà e non di potere personale piuttosto che di prevaricazione. Ci sarebbe molto molto da dire, mentre invece c'è anche in questo caso la tendenza di fare, come dice Gino, d'ogni erba un fascio, ed è un modo per descrivere. Non casuale, diciamo. Esatto. Ecco, altra parte del tuo libro, i 14 anni di opposizione. Allora, com'è che ha fatto uno che non voleva fare il consigliere comunale e neanche il sindaco? Perché ricordo che per chi si fosse messo all'ascolto adesso, stiamo parlando del libro di Marco Mastacchi, Non volevo fare il sindaco, 10 anni in Appennino con la fascia tricolore, il viaggio che ha cambiato la mia vita, Bookness, la casa editrice. La domanda è: 14 anni di opposizione, come hai fatto a farli se non volevi né fare né il consigliere comunale né tantomeno il sindaco? Come hai resistito? Sì, diciamo che a parte i primi 5 anni dove appunto sono stato abbastanza marginale, perché poi ero il più giovane, c'erano i "vecchi" fra virgolette navigati della politica, io andavo un po' a traino, nei successivi 10 invece la passione è arrivata un po' anche per gli eventi che abbiamo citato prima, quindi le motivazioni sono arrivate, e poi la cosa che mi ha dato più motivazione, oltre a questa appunto, è stata anche il cominciare ad entrare in contatto con le persone, perché poi la cosa più bella della politica, per chi la vive almeno come me, è quella del rapporto umano, dell'essere vicino alle persone. E questo, permettimi Marco, non per interromperti, ma perché il tempo scorre inesorabile, e questa questione qui si incarna nel nome della tua lista. La tua lista si chiama Dimmi, cioè parlami. Caro cittadino, caro cittadina, parlami, dimmi. Esatto. Che non è retorica, no? Alla fine hai potuto farlo questo Sì, dialogo. l'ho potuto fare,
e questa lista Dimmi, questo nome nacque per l'intuizione di un giovane consigliere, allora poco più che ventenne, che sembrava quasi, quando lo disse, sembrava quasi una follia, perché sai, allora i nomi delle liste civiche nascevano e morivano nel giro di una legislatura, ed erano i nomi più triti e ritriti, uniti per cambiare, piuttosto che cioè, sai, tutti i vari nomi che tutti gli improvvisati della politica utilizzano, e lui disse appunto il nostro punto di forza è quello di ascoltare le persone, dobbiamo darci un nome che ci descriva. Se noi andiamo dalle persone e gli diciamo Dimmi, già con questo nome gli diamo un messaggio, e fu proprio un'intuizione davvero forte. E questa lista, che nacque nel 2004 appunto, tuttora sta governando Monzuno, perché dopo i miei 10 anni, dal 2009 al 2019, un mio consigliere, assieme al gruppo di giovani assessori che avevo a fianco, hanno continuato l'avventura, hanno fatto ulteriori 5 anni di amministrazione, pur essendo in una terra dove i colori politici non sono prettamente vicini a noi, e anche nell'ultimo passaggio elettorale della primavera scorsa sono stati riconfermati, quindi sono proiettati verso i 20 anni di amministrazione. Quindi vuol dire che il format, diciamo, la modalità di lavoro è quello giusto, e le persone, quando le avvicini, non gli parli solo di ideologia o di interesse della politica, ma parli dei loro problemi, ti seguono anche se magari ideologicamente ti sono lontani. Io il secondo rinnovo l'ho fatto quando avevamo Renzi al 40%, i grillini in grande ascesa, quindi tutti mi davano per spacciato, invece alle europee i numeri uscirono dalle urne in quel modo, e alle comunali invece le persone votarono la lista civica Dimmi, che fu riconfermata molto bene. Ecco, non sempre rose e fiori, perché tu metti in chiaro nel tuo racconto anche che hai dovuto avere a che fare con tradimenti improvvisi, con persone che non si sono rivelate quelle che sembravano essere, con anche odio e ostilità, tu scrivi talora, Sì, no? sì, 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 sì. E hai anche avuto qualche spiacevole episodio, diciamo così, che ti ha costretto a difenderti in tribunale. Per fortuna non per reati, diciamo, molto gravi dal punto di vista dell'amministratore, ma dal punto di vista personale sì, però, no? Per certi Sì, sì, versi. sì, sì, Ecco, no, infatti. cosa hai imparato da queste difficoltà? Beh, intanto è che fortunatamente sono problemi di nicchia, cioè sono persone che ti odiano, ci sono quando sei esposto pubblicamente. Io sto tuttora incassando un risarcimento danni da una persona che ha diffamato me e la mia famiglia con accuse false, ho vinto le cause, mi sta ancora pagando i danni dopo 6 anni ormai. E questa cosa però rafforza ulteriormente invece le persone che ti vogliono bene, perché poi dopo, quando arriva il momento di gestire queste cose, ti rendi conto di quanto anche persone magari che ti erano così avverse politicamente, quando si va sulla sostanza delle cose, si rivelano riconoscenti per quello che fai e ti riconoscono la tua attività. Per cui va messo in conto che dentro all'ambito dell'essere umano c'è un po' di feccia che va comunque capita e gestita. Io dico sempre che la politica è una medaglia fatta di 2 facce. La prima è una bella medaglia d'oro, quella che io ho vissuto sabato sera quando avevo i miei amici montanari, che ho ringraziato per l'esito delle elezioni, ma girandola poi c'è tutta la feccia, il letame che viene fuori nella gestione di queste cose di parte, dove si usano gli strumenti peggiori per poter sputtanare, scusate il termine, l'avversario, quando non hai argomenti concreti da utilizzare, diciamo. Degli aspetti, Marco, di relazione positiva con gli altri fa parte anche il volontariato. Nel tuo libro ci sono diversi esempi, dalla Bosnia fino a questioni molto più vicine a noi, i terremoti in Emilia-Romagna, nelle Marche, ma anche le alluvioni, quindi la gente più vicina. Non mi soffermo molto perché è molto bello da leggere, quindi lascio a chi Sì, ci altrimenti ascolta. se diciamo tutto poi non Esatto, lasciamo il piacere della lettura. Un'altra cosa che mi ha molto interessato è il modo in cui tu riesci a entrare in un rapporto molto positivo
con la cosiddetta burocrazia, con i dipendenti dell'amministrazione comunale. Non era scontato, no, riuscirci, mi sembra, e anche nel tuo libro tu lo racconti anche questo in maniera molto, molto chiara, però insomma questo mi sembra uno dei punti veramente di successo della tua azione, che poi esamineremo invece i punti di insuccesso, perché alla fine tu fai un bilancio oggettivo e dici tante altre cose invece non siamo riusciti a farle. Infatti. Però Sì, l'amministrazione e la burocrazia hanno un loro versante positivo. Poi c'è tutto quel capitolo della marcia su Roma, del quale poi parleremo un pochino a parte, perché lì ci siamo proprio conosciuti anche io e te, esatto, è no? stato il momento di incontro per noi, sì. No, la parte dei dipendenti è stata fondamentale, perché anche lì c'era l'aspetto di entrare in un meccanismo che girava da tanti anni, costruito dai nostri avversari, e che avevano utilizzato sempre la parte giusta e la parte sbagliata per preannunciare l'arrivo dei fascisti, e il fatto che io potessi anche rappresentare un problema per loro. Quindi il fatto di entrare nella loro fiducia, di motivarli e di riuscire a coinvolgerli nell'attività è stata un'altra cosa bellissima e importante. E anche lì viene fuori l'aspetto del rapporto umano, perché poi alla base di tutto, alla fine, che gira è quello, un po' la benzina di tutta la nostra vita, diciamo. Ecco, arrivavano i fascisti, ma hanno scoperto che arrivava uno che aveva voglia di risolvere i problemi di tutti. Questo è il bello Alla della fine vicenda. poi la svolta è stata quella, quando si sono resi conto di questo, c'è stata proprio una svolta sia nella modalità di lavoro, e anche nelle modalità di comunicazione, di rapporto fra di noi, quindi è Allora, è stato stato più facile per certi versi avere a che fare con quelli che pensavano che fosse arrivato il fascista, che non con Autostrade. esatto, Mi vien da dire. esatto. Lì si parla di interessi diversi, perché si parla di interessi economici, e quelli chiaramente sono più difficili da smuovere. Diciamo che l'animo umano può essere coinvolgibile, eccetera. L'animo economico di una grande società che deve realizzare utili è più complicato da "motivare", fra virgolette. Tant'è vero che ci sono questioni in sospeso ancora oggi in relazione Ancora oggi, alla esatto. società Autostrade. Dopo più di 20 anni ancora oggi Mh. sono dei cantieri non conclusi, e che stanno ancora latitando, diciamo, dal punto di vista delle risposte. Senti, veniamo alla camminata di protesta a Roma, che potremmo anche simpaticamente definire marcia su Roma, proprio perché abbiamo fatto tutta la premessa che, insomma, ha sgombrato il campo da ogni equivoco, no? Esatto. Allora, la camminata di protesta su Roma nasce perché in quel periodo in cui tu fai il sindaco, c'è una fase centrale di quel periodo nella quale i comuni sono in grandissima difficoltà. Tutti se lo ricorderanno, quelli che hanno seguito anche in parte la politica. Il patto di stabilità, le regole europee, il modo in cui queste regole sono state calate all'interno delle nostre amministrazioni, avevano costretto i comuni a tagliare di qua, tagliare di là, continuare a tagliare, e quindi diventava impossibile, diciamo così, non solo mantenere le promesse, ma anche, diciamo, evitare di fare l'opposto di quello che si era promesso e continuare a ridurre i servizi comunali. Allora, a un certo punto tu davanti a un cittadino che dice: "Ma voi sindaci cosa siete lì a fare? Siete capaci solo di parlare?" Dici: "No, siamo anche capaci di camminare", e te ne scendi a Roma con uno straordinario accompagnatore, che Lo marcia di squalo, lo Alessandro squalo. Bellier, lo Eh. squalo, esatto. E nel contempo, diciamo, in quella marcia, in quella discesa a Roma, per evidenziare questi problemi, ti incontri con una quantità di altri sindaci. Voglio chiederti però, siccome tu avevi dato l'esclusiva a Rai 3, no, di quella discesa a Roma in video, poi per quanto riguarda le radio noi ci eravamo sentiti lo stesso, così come con altre testate radiofoniche e giornalistiche che hanno seguito il tuo percorso. Volevo chiederti 2 cose. Allora, la prima, tu scendi a Roma e riesci a parlare, siamo all'epoca del governo Renzi, con l'economista di Renzi, Marattin, il Esatto. quale, diciamo, tu lo metti in chiaro, con molta eleganza devo dire, ma lo metti in chiaro, ti dà un saggio di quella che è l'ipocrisia, dopo la chiacchierata che ha fatto con te, diciamo successiva, no, non si comporta molto bene con te, no, Esatto. intanto nega la realtà da un Nega la certo realtà, punto e di questa è la prima eh. cosa Insomma, negativa. il senso della vostra marcia c'era tutto, e poi dopo ti colpisce anche un po' alle spalle.
diciamo così. Esatto, Così esatto. come succede per Rai 3. Ce lo vuoi raccontare un pochino? Perché non per far polemica, ma per capire come vanno le cose del mondo, Sì, insomma, no? per conoscere come gira la comunicazione, è importante credo. Sì, Maratin cercò di usare dei dati di bilancio facendo una lettura così un po' fuori dalle righe, cercando di accusarmi a mezza pagina su un giornale locale di Bologna, diciamo sul Resto del Carlino, accusandomi di essere l'ultimo che poteva permettersi di parlare perché avevo dei dati di bilancio sballati, cosa che non era assolutamente vera, che fui costretto a smentire. Quindi un colpo basso, veramente di basso livello, diciamo. E mentre invece la comunicazione mi fu chiesto all'inizio del mio viaggio da Rai 3, quindi da Ballarò, l'esclusiva per questa Sì. informazione di questo viaggio, e mi fu chiesto di non andare su nessuna TV nazionale per avere il loro supporto. Mi fu fatta una prima puntata a metà percorso da Sì. Castiglione d'Orcia, nella quale fui smentito da studio e non mi fu data la possibilità di replicare, quindi rimasi come quello che raccontava bugie anche in quel caso, garantendomi poi che la settimana dopo, al mio arrivo a Roma, avrei partecipato da studio e avrei potuto così raccontare pienamente quello che volevo Sì. dire. Peccato che arrivato a Roma mi chiamarono la mattina stessa per dirmi che la redazione aveva deciso di cambiare argomento, che non mi avrebbero più ricevuto, quindi praticamente è stato un modo molto elegante per disinnescarmi e far sì che io non raccontassi su una rete nazionale la mia storia. A proposito di servizio pubblico e di mantenere la parola, diciamo così. Esatto. Però sai, nella Beh, vita quello poi era un servizio pubblico vero, perché tu rappresentavi dei pubblici esatto. interessi e soprattutto mettevi in luce delle questioni che riguardavano tutti gli amministratori locali, di qualsiasi Sì, partito. tanto che attraversando la rossa Toscana incontrai tantissimi amministratori, diciamo così, del mondo PD, quindi vicini a Renzi in quel momento, proprio anche a livello Beh, Renzi era personale. stato un illustre sindaco, no? E si era vantato anche di Esatto. aver fatto il sindaco prima di fare il politico nazionale, però non ti riceve lui. Esatto. E questi sindaci, la totalità praticamente mi supportarono, pur sapendo che io contestavo le politiche di quel momento e di conseguenza di Renzi, quindi avevo il supporto anche della sua parte politica su questo specifico argomento. E Renzi, appunto, con un po' di mia sorpresa, perché conoscendo il soggetto, come si dice in gergo, mi aspettavo che facesse un colpo di teatro e che ribaltasse la cosa a suo favore, perché le capacità per farlo ce le aveva. Invece si defilò, trovò una scusa e non mi ricevette, mi fece ricevere appunto da Maratin, che tentò appunto l'operazione di accerchiamento per Mh. smentire quello che Beh, avevo da dire. Mamma Rai non ha mantenuto i patti, però TV 2000 ti ha dato l'opportunità di Esatto. raccontare le cose, almeno quello diciamo, Esatto. no? Infatti TV 2000 mi chiamò, mi diede questa possibilità, chiaramente non c'è la stessa visibilità nazionale che c'è sulla Rai, però ho avuto la possibilità di essere ospite in trasmissione la sera del martedì del mio arrivo a Roma e ho avuto la possibilità di raccontare quello che era il messaggio che volevo far passare. Fra l'altro questi video sono reperibili perché il libro, quando l'ho pensato, doveva essere un libro più di foto, di immagini, di didascalie Sì, che non di racconto, poi è stato trasformato e così ho pensato le immagini, di metterle, le immagini in particolare i video, sì, di metterli in un profilo di YouTube che è raggiungibile utilizzando il QR code che ho messo nel libro, perché sì. appunto la radice essendo quella, e si trova anche questo video della puntata su. C'è un link finale che dal libro ti può portare direttamente alla pagina Esatto, di YouTube e trovi esatto, tutti i video che mi esatto. sono visto anch'io. Abbiamo ancora qualche minuto, ti rubo ancora qualche minuto. Segnalo, a beneficio di chi ci ascolta, anche un bellissimo, io l'ho trovato tale, capitolo dedicato alla cultura e ai luoghi simbolo della storia, anche nel caso di paesi molto piccoli, no? Come Monzuno. Non tolgo il piacere della scoperta, per esempio, di che cosa sia la via Flaminia Militare, bellissima Sì, scoperta tra l'altro, fatta da studiosi locali, che è una storia nella storia, molto bella, perché esatto, quando c'è la passione, c'è la competenza, si fanno scoperte interessanti anche da parte di studiosi che magari non molti conoscono. Così come io non infatti. conoscevo che fosse cittadino onorario di Monzuno anche Giovanni Lindo Ferretti, dei Sì, CCCP,
che Esatto. furono i CCCP, che ebbero poi lui ebbe tutto un altro percorso. Non sapevo che fosse cittadino di Monzuno, cittadino onorario. Ci sono tanti altri come mai è diventato cittadino di Monzuno? Gli fu riconosciuto dagli amministratori miei predecessori per attività legate sempre alle celebrazioni sempre di Montessori, quindi siamo sempre legati agli argomenti di cui sopra, diciamo. E invece la Flaminia Militare, che poi si è trasformata nel nome commerciale di Via degli Dei, è diventata per i nostri territori anche un grande motore di sviluppo economico, perché è di grande attrattiva per i camminatori che ci passano. Sono oltre 20.000 i Ecco, se chi è camminatori che da Bologna arrivano a all'ascolto Firenze. se chi è all'ascolto vuol fare un esperimento, va su Google e cerca la Via degli Dei e scopre una cosa molto bella, Esatto, che è esatto, anche un motore appunto di sviluppo non solo esatto. culturale, ci si cammina e si scoprono le bellezze locali e quindi fa anche economia del territorio, no? Esatto, infatti noi avevamo tutti gli alberghi che negli anni 70, 60, 70 erano utilizzati dai villeggianti bolognesi per venire a cercare il fresco estivo, che nel tempo erano andati un pochino in crisi ed erano anche a rischio chiusura, che sono stati riqualificati per questo nuovo tipo di turismo, ed è stata una grande opportunità di rilancio del nostro territorio. Fra l'altro, anche qua, quando cominciamo a pensare a questo tipo di turismo, sembravamo un po' dei pazzi, pensare che la gente potesse camminare, pagare per camminare, sembrava una follia. Invece poi si è rivelata una scelta lungimirante. La Via degli Dei è diventato uno dei cammini più importanti d'Italia ormai, e per noi è veramente un motore economico molto importante. Ecco, prima di salutarci Marco, il bilancio finale che tu fai nel libro, ci sono alcune cose tipo, l'efficientamento energetico nelle quali il tuo comune, la tua attività di amministratore è stata molto proficua, no, e lo spieghi benissimo. Ce ne sono altre nelle quali tu invece ammetti che le cose non sono andate come volevi, non si è potuto realizzare quello che si voleva. Le cose che non siamo riusciti a fare, si intitola un capitolo del Esatto. libro. Qual è che ti brucia di più fra le cose che non siete riusciti a fare? Credo che sia tutto il tema dei rifiuti, che era uno dei miei cavalli di battaglia in campagna elettorale, perché avevo delle grandi idee su come risolvere le problematiche, ma poi derivanti anche da studi che avevo fatto, perché ho fatto diversi viaggi un po' in tutta Europa, sono stato in Inghilterra, in Germania, nel nord Italia, in Veneto, in Trentino Alto Adige, quindi avevo tantissime idee, ma non avevo fatto i conti con la burocrazia emiliano-romagnola in questo ambito, ed è stato, credo, una delle più grandi delusioni rispetto a quei 10 anni. Avevamo una piccola azienda di proprietà dei comuni, che io reputavo potesse diventare una grande Cos'ea? esatto, Cos'è Ambiente, che invece, proprio accerchiati dal mondo della politica e della burocrazia, siamo stati costretti a cedere e a farci assorbire, fra virgolette, dalla potentissima ERA, che adesso si è così sviluppata anche su quei territori. Quindi quello credo che sia, facendo un'analisi molto autocritica, la più grande delusione che ho avuto, perché era anche uno degli argomenti più forti che avevo utilizzato per essere eletto. Però poi ho avuto tantissime altre soddisfazioni che mi hanno ben ripagato anche di questa bruciatura, diciamo. Marco, ci avviamo alla conclusione. Io spero che coloro che ci hanno seguito lo leggano sto libro, perché devo dire che alla fine di tutto sto percorso poi quello che viene fuori è che l'aptitudine e l'attenzione, diciamo, alla concretezza, fuori dalle ideologie, fuori dai condizionamenti partitici, può pagare, ed è una via interessante per la politica. Io non so se questo schema possa essere applicato ai livelli sempre più alti. Intanto siamo passati con la tua attività a una fase regionale. Non so quanto possa essere contagioso questo tuo modo di rapportarti alla cosa pubblica, alla politica, agli interessi reali dei cittadini. A me piacerebbe moltissimo che fosse un contagio enorme, che tu potessi contagiare il numero massimo di persone che si occupano della cosa comune. Tu lo reputi veramente possibile questo? Perché
Una cosa e qui torniamo al pavese da cui siamo partiti, una cosa che viene fuori bene è che su scala locale questa operazione, per quanto non facile, può riuscire anche ai livelli più alti? Sì, secondo me assolutamente sì, perché ce n'è un gran bisogno. Credo che sia più faticoso, che serva più tempo, ma io sono fiducioso che questa esperienza nel tempo darà dei risultati. È chiaro che servirà tempo, servirà aggregare persone, servirà a dare degli esempi, però ho già visto anche in questa ultima campagna elettorale che comunque siamo arrivati un po' in tutta la regione con il lavoro dei precedenti dei miei 5 anni, e comunque quando si arriva a parlare alla gente, la gente questo lavoro te lo riconosce. Potrebbe succedere, come succede nella vita, anche che qualche evento faccia scatenare qualche messaggio forte che fa accelerare questa cosa. Chissà, io sono sempre fiducioso, perché come si è chiuso il cerchio della mia vita col ritrovamento del manuale, del manoscritto di Gino Mastacchi, chissà che non succeda qualcosa che fa sì che si risolva anche il problema del malfunzionamento della politica, almeno in Emilia Romagna, spero. Allora, abbiamo parlato con Marco Mastacchi, Non volevo fare il sindaco, il titolo del suo libro, Il viaggio che ha cambiato la mia vita, 10 anni in Appennino con la fascia tricolore, pubblicato da Bookness. Grazie a Marco Mastacchi, in bocca al lupo per l'attività in regione. Grazie a te e grazie anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, spero, e spero che qualcuno anche prenda il libro, non tanto per motivi così, ma per poter far passare questo messaggio che per me è davvero molto importante. Grazie davvero di cuore. Avete ascoltato Auto da Fè.